amiche di Riccardo. Non funziona. Molte difficoltà per Didone da Ghenta, che viene partiti subito in avanti Didone da Ghenta su Diavolo Saserra che allarga, poi vediamo però in vantaggio Didone da Ghenta nei confronti di Falconero. C'è lotta per la terza piazza con Elli che precede Diavolo Saserra che è scivolata al quarto posto, e sempre al comando Didone da Ghenta nei confronti di Falconero, quando i cavalli affrontano anche il secondo passaggio di fronte al traguardo. Tira via di buona lena Didone da Ghenta, Falconero, poi recupera anche all'interno Diavolo Saserra, scivola al quarto Elli. Così in fila indiana nella retta opposta alle tribune, dove in vantaggio è sempre Didone da Ghenta a precedere di 2 lunghezze Falconero che controlla, poi Diavolo Saserra prova a rivenire dall'esterno anche Elli che perde però contatto. Terzo passaggio e ultimo giro per Didone da Ghenta che lo affronta da leader nei confronti di Falconero. Alberto Bianchini in terza posizione, Diavolo Saserra e poi Elli. Posizioni che sembrano ormai cristallizzate quando i cavalli sono nella retta opposta, ormai metà completata. Vengono ad affrontare ora l'ultima piegata, dove è sempre in vantaggio Didone da Ghenta su Falconero, Diavolo Saserra ed Elli. Completata anche l'ultima piegata in cost to cost, viene a vincere senza troppi patemi Didone da Ghenta con Giuseppe Piccino al terzo posto, Falconero, Alberto Bianchina e al terzo Diavolo Saserra. Questi quindi sono